Buongiorno, ben ritrovati alla nostra prima edizione, la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 per raccontarvi come sempre il territorio. È una giornata oggi di vigilia di voto, il ballottaggio per 16 comuni, si vota domani dalle 7 alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15, 16 comuni al voto, l'ultima sfida per il voto che Antenna 3 vi racconterà poi in diretta lunedì, ve lo ricordo, l'abbiamo già ricordato e ve lo ricorderemo ancora, dalle 13:30 dopo la prima edizione con una maratona ballottaggi in diretta con i nostri inviati nei comuni interessati al voto, gli occhi puntati ovviamente sul capoluogo di provincia Rovigo, l'unico capoluogo al voto in questa tornata elettorale, ma poi ovviamente Vittorio Veneto, Bassano del Grappa, Portogruaro, Spinea, insomma una diretta tutta da seguire lunedì a partire dalle 13:30. Ma partiamo con la cronaca, c'è un'ampia pagina di cronaca, fra poco vi racconteremo anche delle frasi, la ricostruzione dell'omicidio di Giulia Cecchettin che è emersa con l'esclusiva di ieri di Quarto Grado, le parole che Filippo Turetta ha detto, ha raccontato al pubblico ministero dopo il suo arresto. Ci sono alcuni elementi scioccanti di quelle ore le ultime ore della povera Giulia Cecchettin e poi torneremo ovviamente a parlare di Roberto Baggio, la caccia ai banditi che hanno assaltato l'abitazione ad Altavilla Vicentina. C'è un'altra notizia di cronaca che invece scuote il bellunese e il trevigiano, la morte di padre Luigi Bassetto che era ricoverato in ospedale a Feltre. Per 10 anni è stato parroco a Santa Maria Maggiore e come sapete i funerali sono stati bloccati perché c'è un'autopsia che è prevista lunedì sulla salma di padre Luigi Bassetto e la procura sospetta che un infermiere abbia iniettato una dose di morfina 10 volte superiore a quella prescritta dal medico. È quanto sospetta la procura di Belluno sulla scorta della relazione trasmessa dalla stessa direzione sanitaria dell'ULSS 1, quindi una indagine interna avviata dall'ULSS 1. Per questa ragione è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo un infermiere di 45 anni ed è stata disposta proprio l'autopsia che sarà eseguita lunedì dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Bassetto risiedeva in una frazione del comune di Setteville, appunto nel Bellunese, ed è morto il 19 giugno scorso nel reparto di medicina dell'ospedale di Feltre. Nei primi giorni di giugno venne ricoverato per uno scompenso cardiaco. E poi c'è stata la morte appunto e era stata stabilita la data dei funerali bloccati e c'è questo terribile sospetto della procura di Belluno, e cioè che un infermiere di 45 anni abbia iniettato una dose di morfina 10 volte superiore a quanto prescritto dal medico. Ne parleremo ampiamente questa sera. E poi lo dicevamo, la morte, l'assassinio, il femminicidio di Giulia Cecchettin, le parole scioccanti di Filippo Turetta riferite al pubblico ministero poco dopo il suo arresto, era il dicembre del 2023, le parole che sono state appunto rese pubbliche da Quarto Grado ieri sera. L'ho uccisa guardandola negli occhi, voleva vivere senza di me. È forse questa la frase più terribile tra le tante, troppe pronunciate da Filippo Turetta durante l'interrogatorio, finora l'unico, sostenuto al carcere di Verona. Un racconto dell'orrore, quello del giovane, contenuto nel verbale diffuso nelle scorse ore dalla trasmissione Quarto Grado. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza, con l'ultima coltellata, la 75esima, inferta sull'occhio di Giulia. Turetta torna a quella maledetta serata dell'11 novembre e restituisce una sequenza angosciante di parole e azioni, emozioni estreme, rabbia, gelosia. Ma andiamo con ordine. Dopo lo shopping e la cena alla nave De Vero, Filippo e Giulia salgono in macchina. È da qui che inizia l'inferno. La prima tappa nel parcheggio a 150 metri dalla casa della ragazza a Vigonovo. Volevo darle un regalo, una scimmietta mostriciattolo, racconta Turetta, che con sé nello zainetto aveva altri regali, una seconda scimmietta, una piccola lampada, un libretto di illustrazione, quel
volumetto anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti e che sognava di fare l'illustratrice. Ma i mostri, quelli veri, in questa storia stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmetta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce il 22enne nell'interrogatorio, voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Giulia a sua volta scandisce a chiare lettere che mai sarebbe tornata con lui e lo manda a quel paese. Sei matto, lasciami in pace, dice scendendo dall'auto e andandosene. È qui che Filippo la rincorre per la prima volta, armato di un coltello tenuto nella tasca posteriore del sedile. Lei urla, cade, sbatte la testa, lui la afferra e le dà un colpo sul braccio. Il coltello si spezza, la carica sul sedile posteriore. Filippo davanti al PM si definisce molto arrabbiato ed è con quella rabbia che prosegue la sua folle corsa. 4 chilometri ancora e l'arrivo nella zona industriale di Fossò. Cosa stai facendo? Sei pazzo? Lasciami andare, dice Giulia, toccandosi la testa per il dolore. Filippo non desiste, estrae lo scotch per chiuderle la bocca. Sono momenti concitati. Giulia riesce a fuggire di nuovo. La scena di qualche minuto prima si ripete, ma la violenza è maggiore, irrefrenabile. Turetta estrae un secondo coltello, la rincorre e la raggiunge. È la mattanza. Volevo colpirla al collo, alle spalle, sulla testa, sulla faccia e poi sulle braccia, afferma. Alla fine l'autopsia conta 75 fendenti. Mi ricordo che era rivolta all'insù, verso di me, si proteggeva con le braccia, l'ultima coltellata che le ho dato era sull'occhio. Giulia era come se non ci fosse più, l'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue, la missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della cecchettina Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania. Dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito. Allora ho riacceso il telefono, riferisce il 22enne, cercavo notizie che mi facessero stare abbastanza male da avere il coraggio per suicidarmi, ma ho letto che i miei genitori speravano di trovarmi ancora vivo e ciò ha avuto l'effetto opposto. Mi sono rassegnato a non suicidarmi più e a essere arrestato. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, lo scotch lo tenevo sempre in macchina, i coltelli anche perché avevo pensieri suicidi, lo stesso per il cibo e i vestiti usati durante la fuga, pure questa sarebbe stata una sua abitudine. Non solo, lo scotch, aggiunge Turetta, serviva per attaccare il papiro di Giulia, che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa la versione di Filippo a poche settimane dall'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio, quando per la prima volta dovrebbe entrare in un'aula di giustizia. Terribili le parole di Turetta in questa ricostruzione con Christian Arboit. Intanto un 55enne, Athos Colombo, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Verona per l'omicidio del giostraio 75enne Alberto Fiori. Lo ricorderete, avvenuto mercoledì sera a Villafranca di Verona, quella faida, quella zuffa, quella lite finita nel sangue con colpi di pistola per avere un posto migliore delle giostre. Il provvedimento è stato emesso nei confronti del 55enne, residente nella stessa cittadina villafranchese, che si è presentato al comando provinciale dei Carabinieri di Mantova insieme al suo legale. Sempre in relazione all'omicidio del 75enne, ieri al comando di Verona si sono presentati altri 2 uomini coinvolti negli eventi, un 32enne e un 46enne, e congiunti dell'indagato, che sono stati sottoposti a un interrogatorio perché appunto indagati per lo stesso delitto. Ricordiamo che l'accusa, l'inchiesta è per omicidio e tentato omicidio a Villafranca di Verona. E adesso ad Altavilla Vicentina con le indagini dei carabinieri che vanno a caccia del commando che ha assaltato l'abitazione di Roberto Baggio. Caccia al comando criminale. Ad Altavilla Vicentina, il giorno dopo l'assalto alla villa di Roberto Baggio, c'è tensione nell'aria. I carabinieri di Vicenza stanno conducendo le indagini col sostegno del ROS, il raggruppamento operativo speciale per i crimini violenti, e il RIS, il reparto investigazioni scientifiche, che sarà prezioso nella ricerca di eventuali impronte digitali e tracce organiche. Si parte dalla ricostruzione dei fatti. Il campione vive sulle colline di Valmarana, in una casa isolata, in mezzo alla campagna e ai boschi. Ed è qui che nell'estate degli europei di calcio, proprio
proprio durante Italia-Spagna alle 10 di sera, mentre il Divin Codino sta guardando il match con la sua famiglia e i tifosi azzurri rimpiangono i tempi in cui c'era lui a decidere le partite, i banditi fanno irruzione. È appena iniziato l'intervallo quando improvvisamente Baggio si trova di fronte due individui vestiti di scuro con guanti e passamontagna. Prova ad affrontarli, vuole difendere sua moglie, i figli, la suocera, cerca di colpire i banditi ma ne entrano altri due, poi un quinto, fuori c'è un altro che fa il palo. Sono stranieri, armati, l'aggressione è fulminea, i criminali lo immobilizzano e lo colpiscono violentemente col calcio di una pistola sulla fronte. Finisce a terra e viene rinchiuso in una stanza con la moglie, i figli e la suocera. I banditi svaligiano la casa e poi fuggono, portandosi via soldi e oggetti preziosi. Perdono tempo a rompere serrature e catene che proteggono i fucili da caccia, ma lasciano nella sua teca il prezioso pallone d'oro. È alla portata, ma non lo prendono. Forse è troppo difficile da rivendere, forse non vogliono oltraggiare il campione più amato. Dopo 40 minuti Roberto Baggio riesce a sfondare la porta e a lanciare l'allarme. In ospedale ad Arzignano gli danno 6 punti di sutura. La ferita è evidente quando esce dal comando dei carabinieri di Vicenza. Le indagini si avvalgono anche delle telecamere di sicurezza della zona, si cercano tracce, indizi. Da questo punto di vista potrebbero essere valutate alcune segnalazioni fatte da chi vive nella zona. Magari sono solo sensazioni, impressioni, ma potrebbero anche essere elementi utili al lavoro degli investigatori. Con i carabinieri e anche con la polizia locale c'è sempre un bel interagire, e quindi io avevo anche segnalato un episodio un po' particolare che mi sembrava sospetto, no? E anche un mio cugino aveva avuto un'altra sensazione di persone che passavano senza apparente motivo per le vie, diciamo, per le vie del paese. Di certo ad Altavilla una rapina del genere non ha precedenti e i banditi si sono mossi dando la sensazione di essere professionisti del crimine e di aver pianificato tutto con precisione, ma forse non sapevano che la villa presa d'assalto fosse quella del grande campione. Questa è stata una spedizione militare proprio organizzata da criminalità con la C maiuscola, questi 5 persone, una task force armata che ha tenuto in scacco per un bel po' di tempo tutta una famiglia. Ecco, una cosa mai vista e mai sentita da queste parti. Sono diversi i punti ancora non chiari, non si capisce da dove siano entrati i banditi, gli investigatori non avrebbero riscontrato segni di effrazione su finestre e porte. I fucili da caccia razziati poi sarebbero stati abbandonati dai rapinatori in fuga. Il paese si è stretto attorno al campione e alla sua famiglia e anche il mondo del calcio rivolge un pensiero all'uomo, al giocatore pallone d'oro del 1993. Dalla Germania, dove si disputano gli europei, un messaggio a Roberto Baggio. Il vile episodio dell'aggressione a Roberto Baggio ha colpito ovviamente anche tutti nel ritiro di Iserlohn. I giocatori, mister Spalletti e il presidente Gravina, sono rimasti molto scossi di quello che è successo e hanno portato la loro solidarietà, la loro vicinanza a Roberto Baggio e alla sua famiglia. E poi c'è la solidarietà e lo sconcerto dei compaesani del campione. È un grandissimo campione Baggio, è il mio preferito fra l'altro, perché ha giocato anche a Firenze. Guardi che i fiorentini per voler bene a una persona ce ne vuole. Quindi c'è dispiacere per quel che Mi è dispiaciuto moltissimo. D'altra parte viene da reagire distinto. lo vede raramente, però è un grande campione a cui tutti sono affezionati. Beh certo, sì, tutti. Siamo tutti affezionati perché è un nostro vicentino, anche se ha fatto poco nel Vicenza perché è stato richiesto subito e quindi... Però è un simbolo. Ce l'hanno portato via e quindi... ma è sempre un grande campione per noi. E quindi tutta la cittadinanza esprime un po' la vicinanza anche per quello che è successo? Sì, certo. Anche se non sono informato bene, perché non lo so, però insomma la vicinanza in queste cose sempre. Conoscete Baggio, che è un po' il simbolo di questa città? Sì, certo, lo conosciamo. Ogni tanto viene in negozio. E lei ha saputo stanotte cosa è successo? Sì, ho saputo e ci dispiace molto perché è una cosa brutta che è successa in paese.
Ecco, e cosa vi sentite di dire alla famiglia, visto che oramai sono anche amici? Ma che ci dispiace molto e che speriamo non succeda mai più una cosa del genere e che gli siamo vicini. Lui è molto carino, molto cortese, io abito alla Perara, lui viene spesso alla Sagreta della Perara e era ospite anche nei giorni precedenti. Ecco, anche a me dispiace molto e spero insomma che non succedano più queste cose e mandiamo un abbraccio a tutti. Per voi qui lui rappresenta proprio il simbolo, oltre che dell'Italia in termini calcistici, ma proprio il simbolo di Altavilla. Sì, esatto, è uno di noi, diciamo così, quello sì. Assolutamente, dispiace perché comunque fa parte insomma, della comunità di Altavilla Vicentina, quindi siamo vicini, dispiace perché comunque lui si è sempre dimostrato umano con tutti i tifosi che vanno dietro la porta a bussarli, quindi ovviamente dispiace ancora di più dal punto di vista umano, ecco. Quindi un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Lei tiene il codino proprio per omaggio a Roberto Baggio? Sì, esatto, sì, perché è stato un mio idolo. Anch'io giocavo a calcio e mi dispiace che è successa questa cosa. Spero che stiano tutti bene. E poi tra l'altro voi qui lo vedete spesso anche alle sagre o alle iniziative per i bambini. Lo vedo passare in macchina, sono stato anche a casa sua. Ma ecco, spero che non gli sia successo niente e che insomma, per quel che sono i soldi che lasci perdere, insomma, che non sia successo niente. Dai rapinatori che hanno assaltato l'abitazione di Roberto Baggio ai ladri che compiono razzie nelle abitazioni, come è accaduto in queste ore a Vigonza. Chiara Gaiani sul posto, buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con Francesco Ratai ci troviamo proprio in una delle frazioni del comune di Vigonza, per la precisione Codiverno. Come potete vedere dalle immagini, questa è una zona rurale con però molte abitazioni ed è questa una delle zone che è stata presa di mira da quella che è una banda di ladri. Ne abbiamo avuto conferma dalle autorità locali che ormai è in azione da qualche settimana. 4-5 persone, i volti sono stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di qualche abitazione privata che hanno colpito in varie parti del comune di Vigonza, non solo nella frazione di Codiverno ma anche nella vicina frazione di Pionca e poi nel comune di Cadoneghe che si trova a nord e in quello di Campodarsego che confinano. Ladri che appunto arrivano per la maggior parte dai campi, che non temono di entrare nelle abitazioni anche alla presenza di proprietari, come è accaduto a un ex primo cittadino di Vigonza che come Roberto Baggio stava guardando la partita e quando è salito nelle stanze al piano superiore per la notte si è reso conto che era stato tutto messo a soqquadro ed erano stati portati via alcuni gioielli. Ladri con cui si è trovata faccia a faccia una signora di 90 anni che vive proprio qui a Codiverno. Il figlio e la nuora erano fuori in quel momento a cena. Lei ha sentito dei rumori perché avevano tentato di scardinare una cassaforte e se li è trovati davanti. Non c'è stata nessuna colluttazione, salvo ovviamente il grande spavento per la signora, ricordiamolo, di 90 anni. I ladri sono fuggiti e in realtà questo alla fine si è rivelato un tentato furto, ma come potete ben capire c'è grande preoccupazione dei cittadini residenti. Noi cercheremo di raccogliere le voci di qualcuno per poi proporvele nei servizi di questa sera. Direi che da Vigonza è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e Francesco Ratai. E poi vandali che hanno colpito il chiosco dell'Unione Sportiva Marosticense. Il direttore generale lancia un appello agli autori. Siamo nel Vicentino. Vandali al chiosco dell'USD Marosticense, i soliti ignoti hanno scassinato le finestre di legno e una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro. Pesanti i danni e tanta l'amarezza del direttore generale dell'Unione Sportiva. Una bravata dei ragazzi che sicuramente non hanno colto quello che facciamo noi in questa società, in questa città, che è praticamente premiare i ragazzini, i bambini con l'attività del calcio che vengono a svolgere qui tutti i giorni, e i genitori
genitori d'appoggio vengono qui a portare servizio, a fare dei lavori nel chiosco per dare qualche bibita fresca ai bambini che si stanno allenando, e alcune persone invece non riescono a cogliere questo significato sociale e si divertono a realizzare queste cose che sono ovviamente spiacevoli e sgradevoli da vedere. Non si tratta di un caso isolato, già in altre circostanze i vandali erano entrati in azione, ma questa volta Zampierona ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri e sta pensando all'installazione di telecamere di videosorveglianza. Ci stiamo attivando insieme appunto alle forze dell'ordine e al comune, quindi è una sinergia tra tutti questi individui che ci porterà appunto a installare delle telecamere e a rendere più sicura l'area. Coglie anche l'occasione per lanciare un messaggio agli autori di questi atti vandalici che oltre ai danni hanno rubato anche panche e tavoli. Io mi rivolgo a queste persone, gli chiedo innanzitutto di riportare quello che hanno sottratto, quindi le tavole e le panche. Inoltre gli chiedo di venire qua, di spiegarci il motivo per cui sono stati spinti a fare questa cosa e di parlarne insieme. Noi anzi siamo ben propensi ad accettarli per svolgere anche qualche attività qui al campo, così capiscono un po' quante cose, quanto lavoro c'è dietro a una società così e che non vale la pena sicuramente rovinarlo con dei gesti così da poco. Ancora la cronaca, è stato un fatto che ha sconvolto un'intera comunità e non solo. Parliamo della morte della piccola Elettra, la bimba di poco più di un anno, soffocata con un tappo, e questa mattina sono stati celebrati i funerali della piccola al Lido di Venezia. Li ha seguiti per noi il nostro Lorenzo Maier dal Lido. Abbiamo in collegamento telefonico proprio Lorenzo. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Allora, raccontaci un po' questa mattinata di dolore al Lido di Venezia. Tutta l'isola ovviamente si è stretta ai genitori di Elettra. Questa mattina, come dicevi giustamente, si sono celebrati i funerali. Elettra, una bimba di 17 mesi appena, è stata una celebrazione molto ovviamente commovente, molto anche stringata, proprio perché mancano, se vogliamo, le parole, quello che ha detto il parroco presiedendo l'Eucaristia, Don Paolo Ferrazzo: non abbiamo parole umane, pensiamo alla fede, pensiamo a quello quanto di buono pur in soli 17 mesi la piccola Elettra ha fatto per i suoi genitori, i suoi amici, i suoi parenti in primis, e poi ovviamente anche per tutta l'isola, i compagni di asilo, i genitori e i compagni di asilo, tantissima gente davvero che si è stretta ad Elettra. Sono state anche così annunciate alcune iniziative in sua memoria. Prima è stato, tra virgolette, l'acquisto, comunque, se si può dire così, di una stella, nel senso che l'associazione che gestisce il planetario poi dà anche la possibilità di, tra virgolette, dedicare una stella del cielo a persone che lo vogliono fare. I suoi compagni di classe, i genitori, gli amici hanno voluto fare questo in memoria di Elettra, ed è stato ricordato anche durante la messa: Elettra, sei la nostra stella cometa. Poi i palloncini che sono stati lanciati in cielo, colorati con il suo nome, e anche la volontà e il desiderio che da questo dolore possano nascere iniziative concrete. Allora, intanto le offerte che sono state raccolte durante la celebrazione verranno destinate a chi ha bisogno per un'opera di carità nel territorio qui del Lido. E poi questa mobilitazione che purtroppo il dolore di Elettra ha innescato, ma ricordiamo a dicembre anche Mattia Coada, che era deceduto a appena 8 anni, anche lui in circostanze tragiche, ha così risvegliato le coscienze sulla richiesta che ci sia un potenziamento dei servizi sanitari, pensando ai bambini e agli anziani, alle fasce più deboli, e soprattutto nel periodo estivo come questo, quando essendo una località balneare cresce anche il numero di utenti, di residenti. Per cui domani mattina ci sarà una grande mobilitazione di piazza proprio in memoria, nel nome di Mattia
ed Elettra per chiedere qui in piazzale Santa Maria Elisabetta un potenziamento dei servizi sanitari. Sono attese davvero centinaia di persone e per coinvolgere i bambini verranno allestiti dagli organizzatori, verranno pensati dei laboratori proprio per dare in modo ai piccoli di poter in qualche maniera far sentire la loro presenza in modo ovviamente anche giocoso e più leggero, ai genitori e agli adulti di così interrogarci sui temi invece che sono importanti come quello della sanità. Quindi queste due iniziative in memoria di Elettra. Vi chiedo sull'ultima cosa e poi ti lascio, sul fronte dell'indagine, ricordaci. Allora, le indagini, la Procura ovviamente ha aperto un fascicolo, il decesso della bimba è avvenuto purtroppo il 1 giugno, sabato 1 giugno, giusto 3 settimane fa. Si sono tardati così tanti funerali perché ovviamente è stata disposta l'autopsia e una serie di accertamenti che sono stati effettuati dai medici legali. Al momento il fascicolo aperto dalla Procura non ha indagati proprio perché si vuole accertare come siano andate le cose, in particolar modo la catena dei soccorsi, ma non solo, perché poi ricordiamo che quel giorno ci fu anche la sfortunata coincidenza di un'avaria di un elicottero che poi è stato sostituito quando comunque la bambina era già stata stabilizzata ed era già in condizioni gravissime, però ci sono state un po' di complicazioni purtroppo nella tragedia e per cui si vuole accertare. Al momento non ci sono indagati e molto dipenderà da quanto verrà rilevato dall'autopsia, il cui esito verrà comunicato entro 90 giorni, quindi i tempi sono piuttosto lunghi. Grazie davvero a Lorenzo Maier, quindi domani questo appuntamento per ricordare Mattia ed Elettra. Grazie, buon lavoro a Lorenzo Maier. C'è stato ieri invece a Casale un altro addio commosso, in questo caso un ragazzo di 18 anni, a Filippo Simeonato. Siamo tutti fragili e deboli, adesso è l'ora del silenzio, ha detto il parroco. Allora rivediamo queste immagini. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Sono le note di The Sound of Silence ad accompagnare Filippo Simeonato nell'ultimo suo viaggio. Silenzio fuori e dentro la chiesa, silenzio come quello invocato dal parroco per una giovane vita che se n'è andata troppo presto. È grande il dolore, siete in ricerca di un senso nuovo della vostra vita, che rimane ricca di tanti bei ricordi di me. Noi vogliamo custodire in silenzio, con rispetto, questo dolore. È una vicenda che ha sconvolto un'intera comunità, quella di Filippo, trovato morto in casa il 12 giugno scorso in circostanze ancora tutte da chiarire. L'autopsia ha riscontrato solo che il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio, ma per conoscere le cause ci vorranno almeno 2 mesi. Il sospetto degli inquirenti è che il giovane, che stava attraversando un periodo di fragilità, avesse assunto alcol e farmaci. Tutte ipotesi. Quello che è certo è il dolore di una famiglia intera, di mamma Barbara che lo aveva trovato esanime, di papà Alessandro, della sorella Vanessa. Un viaggio breve, quello di Filippo, che viene raccontato attraverso le sue passioni, la storia e la musica. Suonava sempre con passione la sua chitarra, quelle passioni dei nostri giovani che si aprono al mondo e portano con sé tutta la loro forza e tutte le loro debolezze. Ma di fronte alla vita siamo tutti fragili, deboli. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Una tragedia della montagna, un alpinista di Verona ha perso la vita sulla Presanella, il suo compagno di cordata è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. I 2
veneti sono stati soccorsi nella prima mattinata di oggi. Siamo in Trentino Alto Adige dopo essere precipitati durante la salita lungo la parete nord della Presanella nel gruppo Adamello Presanella, appunto in Trentino. L'alpinista di Verona morto aveva 36 anni. La chiamata al numero per l'emergenza è arrivata alle 7:15. L'elicottero ha raggiunto subito il luogo dell'incidente a 3.000 metri circa di quota. Il tecnico di soccorso e l'equipe medica si sono calati dall'elicottero e col vericello hanno dovuto constatare il decesso di uno dei due alpinisti, appunto un 36enne residente a Verona, la cui salma è stata recuperata da un secondo elicottero dopo il nulla osta delle autorità. In gravi condizioni ma non in pericolo di vita il compagno di cordata che l'ha visto morire. E poi la strage del bus di Mestre. Ieri abbiamo raccontato una fase importante dell'inchiesta con la conferenza stampa della Procura e con la causa dell'incidente, cioè come avevamo anticipato anche, ed era uno dei dubbi, uno degli elementi, la rottura dello sterzo. Dall'analisi che hanno fatto i tecnici risulta la rottura del giunto e quindi del sistema che appunto apporta il movimento dallo sterzo fino alle ruote. Questa rottura è legata alla rottura di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Sicuramente la rottura del giunto ha una causalità, sembrerebbe allo stato, con la situazione di difficile o di ingovernabilità del mezzo. A qualche mese dal deposito delle perizie e all'indomani del dissequestro del cavalcavia superiore, alla presenza del superperito Migliorino, la Procura ha reso noti i primi esiti sull'incidente che ha provocato la strage lo scorso 3 ottobre, quando il bus è precipitato provocando la morte di 22 persone. Si tratterebbe dunque di una rottura meccanica che avrebbe reso il mezzo ingovernabile, provocandone lo sbandamento verso destra. Già alcuni giorni dopo l'incidente, un ex dipendente della linea aveva denunciato ai nostri microfoni come questi mezzi presentassero problemi allo sterzo. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. L'altra consulenza resa nota è quella che riguarda le barriere definite vetuste e inadeguate. Il consulente ha evidenziato che quelle barriere erano ammalorate. Adesso si tratterà di capire e di vedere se questo è direttamente collegato alla fuoriuscita del mezzo oppure no. Escluso già da tempo un malore dell'autista che Erchi oggi ha confermato come Alberto Rizzotto non fosse al cellulare. È stato fatto analizzare il cellulare dell'autista e non risulta che l'autista lo abbia aperto nel periodo dalla partenza al momento dell'impatto. Il quadro degli indagati resta lo stesso, i 3 dirigenti comunali e l'amministratore delegato della linea. Abbiamo anche tutte le altre attività che erano state fatte nell'immediatezza e quindi la ricostruzione fattuale della polizia giudiziaria, quindi i controlli sul posto, le tracce di frenata, tutte queste attività. Va tutto messo a sistema poi da un punto di vista giuridico e quindi questa è l'attività che verrà fatta d'ora in poi. Una tragedia che difficilmente si dimenticherà, momenti drammatici che in qualche modo sono stati rivissuti da chi in questi mesi ha indagato. Per questo il procuratore ha lanciato un messaggio alla stampa. La telecamera del mezzo ha ripreso i momenti dell'impatto e quindi i momenti in cui in qualche maniera si è capito, perché poi non tutti neanche l'avevano capito perché molti stavano sonnecchiando eccetera, che il mezzo stava cadendo. Quindi è un video terribile che coinvolge anche i minori e di cui abbiamo segnalato la necessità di non pubblicazione. Sono sicuro che la stampa sul punto sarà adeguata a questa richiesta anche qualora dovesse venire in possesso del filmato che naturalmente è stato depositato come tutto il resto a tutti i difensori e a tutte le parti. E poi il grave incidente sul lavoro di Galliera Veneto, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, lo ricorderete, 4 feriti, il punto dalla redazione di Padova. Rimane in gravissime condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso il 62enne di Fontaniva, l'operaio che per primo si era calato all'interno della cisterna presente alla SMV di via Galilei a Galliera Veneta per avviare le operazioni di pulizia lo scorso 3 giugno.
Buone notizie invece arrivano. Per gli altri 2 feriti non è più in pericolo di vita il titolare dell'azienda Walter Franco, 54 anni, di Cassola. Da alcuni giorni l'uomo, che era corso con un altro dipendente per prestare soccorso ai 2 lavoratori caduti all'interno, non è più ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova e tra una settimana potrebbe addirittura essere dimesso. Come per Walter Franco migliorano anche le condizioni del 47enne di Rosà, già uscito dalla rianimazione, così come era accaduto a 3 giorni dall'incidente per il secondo lavoratore residente sempre a Rosà. Nel frattempo continuano le indagini della Procura di Padova, che dovranno cercare di capire come sia accaduto. Erano le 17:50 del 3 giugno quando il primo dipendente, investito dai fumi della cisterna che aveva appena aperto, si era calato all'interno, seguito prima da un collega che aveva visto la scena e si era precipitato per salvarlo, e poi dal titolare e da un secondo dipendente che erano a loro volta accorsi in aiuto. Solo le grida disperate di quest'ultimo, che avevano attirato i dipendenti della ditta vicina, avevano permesso di far scattare i soccorsi, impedendo che il bilancio del gravissimo incidente fosse addirittura peggiore. Ci sono pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Prima di continuare con la cronaca, ci sono ancora tante cose da raccontarvi. Vi racconteremo fra poco e ci collegheremo con il nostro Christian Arboit a proposito di ladri. Un furgone abbandonato dai ladri a Conegliano lungo i binari nella zona di Scomigo, abbandonato in modo sconsiderato. Era un furgone utilizzato per delle razzie di biciclette, tanto che stamattina un treno si è scontrato con questo furgone lasciato sui binari. Fortunatamente i 40 passeggeri che erano a bordo, erano le 6 del mattino circa, sono rimasti illesi. La paura evidentemente è stata tanta. Ecco, sono queste le immagini dei carabinieri. Il furgone è stato sbalzato in una scarpata vicina. Questo è il treno che si è trovato di fronte il furgone. Poteva andare decisamente molto peggio, ma la paura evidentemente è stata tanta. Fra poco ci collegheremo con il nostro Christian Arboit. Ci collegheremo più tardi ancora anche con Anna Maria Parisi da Jesolo per raccontarvi di questo weekend da sold out a Jesolo, ma ci sono anche le polemiche, la guerra delle concessioni, la guerra degli ombrelloni. Vi facciamo vedere però intanto anche com'è la situazione, lo faccio vedere dal PC con le immagini che ci ha girato il nostro Tommaso Migot, com'è la situazione verso Jesolo. Inevitabilmente lunghe code verso il litorale, con code già da Quarto d'Altino, quindi attenzione chi si mette in auto in queste ore. La situazione non è propriamente agevole, ma era chiaro che fosse così verso il litorale, visto anche la bella giornata, quindi lunghe code. Chiaramente è importante essere attenti alla guida per evitare drammi o incidenti che spesso si verificano proprio nelle code per i tamponamenti. D'altronde ad avvisare delle giornate dal bollino rosso era stata la polizia stradale, ma anche la concessionaria autostradale CAV ieri, in un punto proprio sui i bollini rossi, sull'esodo, i vari momenti di esodo estivo. Allora rivediamo il servizio di ieri di Anna Maria Parisi. Esodo estivo alle porte con CAV, concessione autostradale venete, che fornisce i dati delle vetture che transiteranno nelle giornate clou, ovvero 5.000 veicoli all'ora per carreggiata lungo il passante di Mestre, la tangenziale e il raccordo. Strade monitorate da sempre anche dagli agenti della Polstrada del Veneto. Attenzionate speciali perché da bollino rosso le giornate del 26 e 27 luglio, 2 e 3 agosto e ancora 9 e 10 agosto in direzione Trieste. Strade con il raccordo aeroportuale che normalmente possono ricevere un transito di 1.000-1.200 veicoli l'ora e non di più, e che invece riceveranno un transito maggiore pari a 5 volte tanto, con fenomeni di code e rallentamenti, ma stavolta in direzione Milano per il controesodo previsto nel fine settimana del 17 e 18 agosto e ancora 25 e 26 agosto. Traffico intenso segnalato anche nei prossimi fine settimana con previsione di sole.
Di seguito i suggerimenti e le regole per un viaggio sicuro della Polstrada. Se siamo stati costretti a fermarci in corsia di emergenza e abbiamo necessità di intervenire, far intervenire i soccorsi, dobbiamo scendere dal veicolo, dal lato del passeggero, indossando il kit fluorescente, dobbiamo attivare le 4 frecce, dobbiamo mettere le ruote del nostro veicolo sterzate verso l'esterno della carreggiata ed ancora azionare il freno di stazionamento, il freno a mano. CAV inoltre anche quest'anno ripropone le iniziative di guida sicura che prevede dal 20 luglio al 18 agosto tra mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica più il giorno di Ferragosto l'offerta di un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest. Di nuovo la cronaca, torniamo a Padova, era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare. Un 30enne gambiano sorpreso dalla polizia di Padova in uno dei luoghi caldi, quello della stazione ferroviaria. Nuovo arresto per droga in via Tommaseo a Padova, a ridosso della stazione. Durante un servizio di controllo la polizia ha fermato un 30enne gambiano. Nonostante fosse agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, il giovane, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, aveva in un portafoglio 20 grammi di marijuana e 10 di hashish pronti per essere venduti. Nonostante il tentativo di fuga, il gambiano è stato fermato e arrestato. Il questore ha anche avviato per il 30enne il procedimento di revoca del permesso di soggiorno. Da marzo a oggi la polizia di Padova ha identificato in via Tommaseo 355 persone. Non sono solo però gli spacciatori, chiamiamoli così, professionisti ad essere bloccati, ci sono anche tanti minorenni purtroppo fermati in questa attività criminale, soprattutto nella zona di Padova, lo testimonia l'ultima operazione sempre della polizia, Ponte di Brenta. Coltelli, bilancini, denaro e soprattutto droga, questo nascondevano in casa 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 15enne di Ponte di Brenta a Padova, indagati dalla polizia. I giovani sono stati individuati grazie a una segnalazione giunta alle forze dell'ordine attraverso l'app YouPol da parte dei cittadini di Ponte di Brenta che hanno notato un giovanissimo uscire spesso di casa anche nel cuore della notte per consegnare involucri ricevendo banconote. Gli agenti della questura hanno quindi monitorato la zona notando un ragazzino uscire con fare sospetto dalla casa segnalata dai cittadini. Lo hanno quindi fermato e controllato trovandogli addosso qualche grammo di hashish. Il ragazzo, 15enne, era in possesso anche di un mazzo di chiavi che non erano di casa sua ma aprivano le porte della casa segnalata. I poliziotti hanno quindi controllato l'appartamento. Ad aprirgli la porta il 16enne che ha mostrato segni di nervosismo. Gli agenti a quel punto hanno avvisato i genitori che non erano presenti in casa. All'arrivo del padre, in pochi minuti, è stata perquisita la camera del giovane trovando 30 grammi di droga, un coltello da cucina usato per tagliare i panetti di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. La perquisizione si è spostata poi a casa del 15enne. Alla presenza della madre, in camera del ragazzo, è stata trovata altra droga, circa 22 grammi, e la somma di 790 euro, un bilancino e un altro coltello per tagliare i panetti. I genitori dei 2 minori erano completamente all'oscuro dei traffici dei figli. I 2 ragazzi sono stati denunciati. E che sia una situazione grave lo ha sottolineato lo stesso questore di Padova, Marco Odorisio, che ha lanciato per l'ennesima volta l'allarme: troppi minorenni coinvolti nello spaccio di droga, tutte le istituzioni devono intervenire. Che siano minori non accompagnati stranieri, che siano ragazzini minorenni nostri, padovani, italiani, il dato da affrontare sicuramente, parliamo della devianza, quindi i minori che commettono reati, siamo nella fase della devianza. Noi dobbiamo aiutare questi ragazzi a uscire, no, dalla devianza, a rimettersi sulla retta via, quindi è importante cercare di intervenire dove? Nel creare dei percorsi alternativi a quelli devianti. Quindi
quindi è un impegno che va fatto, che noi già facciamo sul territorio con attività di prevenzione, vigilanza, controllo, anche con interventi, ripeto, in flagranza di reato che comportano anche l'arresto in flagranza. Siamo nella devianza, quindi dobbiamo intervenire per evitare derive ben più pericolose anche nell'interesse dello stesso ragazzo. Una crescita che spaventa quella dei minori fermati dalle forze dell'ordine per reati legati al mondo della droga. I casi dell'ultima settimana raccontano di giovani e giovanissimi coinvolti in traffici loschi, stranieri, italiani o minori non accompagnati. Non c'è un identikit, ma una varietà di profili che si legano allo spaccio di droga. Ognuno di noi deve sentirsi coinvolto e attore nel contrastare, ripeto, questo fenomeno in genere della delittuosità, ma soprattutto di reati in ambito di stupefacenti commessi dai minori. È importante la segnalazione, no, del cittadino, si parla di sicurezza partecipata e c'è ormai da anni questa applicazione UPOL della Polizia di Stato, dove appunto chiunque può segnalare, rimanendo appunto in anonimato, una situazione afferente un fatto reato. E proprio qui sul ponte di Brenta è arrivata questa segnalazione sull'applicativo UPOL, che è stata girata alla squadra mobile. Ripeto, siamo ancora nella devianza, però bisogna intervenire responsabilizzando e fargli comprendere che appunto proseguendo su questa via non avranno un futuro migliore. A Treviso adesso, dove proprio in questi minuti si svolge un pranzo particolare, un pranzo, quindi lasciamo per un attimo la cronaca, ma in qualche modo è cronaca anche questa, la cronaca degli ultimi, la cronaca dei dimenticati, e oggi c'è un pranzo solidale proprio in centro a Treviso per loro. Lucio Zanato lo sta seguendo. Lucio, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono con due donne, sono con Maria Rossetto, che è, diciamo, l'organizzatrice di questo pranzo solidale, e sono anche con Suor Lucia, che invece è diciamo così, della Chiesa, suora figlia della Chiesa, e che siamo in via Armando Diaz della Chiesa di Santo Stefano. Ecco, e la suora è, diciamo così, il vettore delle persone che sono dietro di noi e che oggi, diciamo così, hanno una giornata di festa, una giornata che però dà un po' di luce a quella che è il loro quotidiano di sofferenza, di difficoltà. Allora, intanto Maria, non è la prima volta, questa è la seconda edizione, ma è un'edizione un po' particolare perché ci si sposta da via dei Dall'Oro in una piazza che da Piazza Pio X poi un giorno diventa Piazza della Solidarietà. Ma certo, in effetti abbiamo optato per questo perché la piazza è nuova, è bella e ho voluto fare in questa piazza. Ecco, poi parleremo anche di che cosa succede questa sera, ma ho voluto Suor Lucia perché Suor Lucia è chi ha portato materialmente queste persone qui. Chi sono le persone che noi abbiamo alle nostre spalle e che oggi, diciamo, hanno una giornata di festa? Sono persone che diciamo che vanno sono nella strada, si trovano in strada e vengono da noi per un panino, in quanto dall'inizio della congregazione qui nella chiesa Santo Stefano la fondatrice dava a mezzogiorno un piatto caldo, però oggi è impossibile e si dà un panino a quanti chiedono alla porta. Ecco, chi viene alla vostra porta oggi? E sono italiani di tutte le parti e passa parola, perché da 10 siamo anche arrivati qualche giorno a 40. Ecco, ma sono adulti, giovani, anziani? Tutti uomini, soprattutto uomini e giovani. E ultimamente molti italiani, dei quali hanno perso il lavoro per altre motivazioni che non lo dicono. Ecco, e noi facciamo un sorriso e le diamo questo panino. Quindi dietro a questo panino, questo momento diciamo così di sole, c'è una vita di sofferenza per questi? Sì, c'è una vita di sofferenza che qualcuno parla, ma la maggior parte non parlano. E comunque italiani? Dormono alla stazione, per strada, dormono. La Caritas aiuta, però poi dicono che non possono, devono cercarsi il lavoro. E comunque tanti italiani? Tanti italiani, sì. Già con 30-45 anni, diciamo, non più, e ragazzi che arrivano dalla Sardegna, da Napoli, e se riusciamo a sapere dove vengono, ecco.
Insomma, un momento di difficoltà a cui Maria sta cercando di dare. Ecco, quando senti queste storie, tu che incontri ogni giorno tantissime persone nel tuo ristorante, che sensazione ti dà? Tu, soprattutto a mezzogiorno, hai a che fare con gente che invece lavora, operai. Guarda, veramente mi duole il cuore, perché nel 2024 avere questa gente che non ha niente da mangiare, non solo stranieri ma anche gli italiani, veramente resto molto male. Ecco, questa è la situazione, poi ve la racconteremo meglio questa sera nel corso del telegiornale, perché la seconda parte di questo collegamento volevo riservarla a questa sera, perché qui diciamo così, il momento di solidarietà non finisce a mezzogiorno con il pranzo solidale, ma c'è questa sera una serata dedicata ai medici che danno la loro opera per operare, perché sono medici pediatri in tutto il mondo. Ecco, che raccolta fondi ci sarà questa sera? Ma abbiamo iniziato l'anno scorso, ho avuto un bel risultato, praticamente quest'anno lo facciamo in piazza perché la gente ci ha dato una mano nel senso di venire e tutto, e stasera penso che avremo 160-180 persone. Ecco, queste persone vengono qui, danno una loro offerta per che cosa? Allora, danno l'offerta per i medici che il suo mese di ferie lo usano per andare in giro per il mondo a curare i bambini ed operare i bambini, e questa è una bella cosa. Questi sono medici pediatri, insomma. Tornando a Sua Lucia, famiglie non ne arrivano da lei? No, c'è qualche famiglia anche, sì, come abbiamo portato, sì, ma che vengono dal Marocco, dal Bangladesh, come questo, qualcuno. Sì, c'è famiglie che vengono, ora si dà qualche cosa, si cerca, ma si cerca sempre di collaborare con la Caritas anche lì. Comunque in aumento la povertà dal suo punto di vista? E per me è povertà, però sono molto anche viziati, devo anche fare, questa è una piccola sottolineatura, perché quello che non vogliono, che non hanno mangiato forse non lo vogliono, perché anche noi aiutiamo, perché siamo anche aiutate, diciamo, da una pasticceria, cosa che ci danno quello che non alla sera non è venduto, e il giorno dopo possiamo dare questo panino, questa cosa. C'è qualcuno che lo mangia come avidità, chi veramente ha fame ed è gusto dare anche un secondo, ma c'è qualcuno, questo no, e poi dobbiamo considerare che non tutti i musulmani non vogliono carne. Insomma è difficile fare noi anche... Dobbiamo anche saper rispettare questo, e a volte hanno certe esigenze, che è quello che ancora mi fa male, quella mancanza di fiducia, perché ma non c'è carne qua, anche quando c'è quella pizza che loro dicono ma qua non c'è carne. Insomma è difficile anche fare solidarietà. Anche la solidarietà, oltre che avere questo sguardo, diciamo, di bontà, ma anche sì, quando che si vede questa mancanza, ecco, no, però la maggioranza, grazie, questi giovani corrono, vanno. Dove? Come passano tutta la giornata? Non lo so. È un problema anche per questi giovani, dicono che non trovano lavoro. Ma non penso che sia... Ecco, e con questo Mario io ti restituisco la linea, perché per questo collegamento abbiamo veramente raccontato cose. Bene, grazie a Lucio Zanato. E poi c'è l'altra, da Treviso, l'altra faccia, insomma, qui abbiamo raccontato di gente che non ha possibilità, e sono tanti, stranieri, italiani, sempre più italiani, e poi c'è invece chi può permettersi fortunatamente di andare in vacanza. Più tardi ci collegheremo con Anna Maria Parisi, sempre che il traffico verso Jesolo lo permetta, ma non c'è solo il litorale ad essere assaltato dai turisti in questi giornate di sole, insomma, in cui il maltempo per ora non fa capolino, ad esempio Bassano del Grappa. Mirko Cavallin, buongiorno Mirko. Grazie Nicola, ben trovati da Bassano del Grappa. Turismo in movimento, in crescita, lo dicono i dati recenti del primo trimestre della Banca d'Italia e dell'Istat, lo confermiamo noi che abbiamo fatto un giro oggi sul ponte di Bassano, tantissimi stranieri, tantissimi italiani, lo conferma qui a fianco a me Alberto Borriero, che è presidente di Bassano di Confcommercio. Insomma, un giugno sopra le righe, possiamo dire. Sì, possiamo dire che la risposta turistica c'è stata,
giornata. Non abbiamo un dato preciso, puntuale, ma sicuramente sentire nuove lingue, sentire più accenti in questo territorio fa vedere la differenza rispetto a qualche mese fa, quindi siamo soddisfatti. C'è un dato da precisare che riguarda appunto il numero delle presenze, conteggiando ad esempio le presenze alberghiere. Lo potremo avere più avanti, ma va tenuto conto di un aspetto. Sì, è vero che è difficile avere un dato puntuale, perché non tutti i meccanismi di elaborazione dati del Veneto e anche in Italia vengono elaborati in maniera puntuale, quindi i dati vengono raccolti, vengono mandati negli studi centrali, poi vengono rielaborati e tornano indietro dopo qualche mese, quindi al momento purtroppo non possiamo ancora sapere in questo momento quante persone ci siano nel territorio, però sicuramente sarà un dato che una piattaforma che verrà studiata in futuro, e speriamo che sia un dato disponibile per tutti quanti. La Banca d'Italia parla per il primo trimestre di 3 miliardi di euro di valore per gli stranieri che arrivano in Italia, 2,4 miliardi degli italiani che invece vanno all'estero. Insomma, sono dati positivi, ma... Diciamo che sicuramente i turisti che vengono a visitare i nostri territori sono comunque turisti preparati, che hanno una capacità di spesa media. Sfortunatamente tutto è un po' salito con i prezzi, quindi un po' di pernottamenti, soprattutto della ristorazione, ma comunque è un normale susseguirsi dei tempi e siamo tutti schiavi di questa inflazione che ha aggravato molto durante il Covid, post-Covid e con i conflitti in corso ultimamente. L'ultima domanda, siamo anche legati al maltempo. Oggi splende il sole, ma insomma è stata una primavera difficile, speriamo in un'estate più stabile. Possiamo dire che è stato un maggio molto molto bagnato, e sicuramente il giugno non è partito al massimo, però il clima è mite, si sta molto bene, quindi sicuramente siamo speranzosi che sia un'ottima stagione. E allora ci vedremo magari a settembre o ottobre per fare un bilancio. Grazie ad Alberto Borriero, a Renzo Rigon per la parte tecnica. A te Nicola, buona giornata. Grazie a Mirko Cavallin. Allora sorridono i commercianti e gli albergatori, sorridono un po' meno gli allevatori. Il problema, siamo su Grappa, è sempre uno: i lupi. Lupi scatenati fra Altopiano e Grappa, dove si moltiplicano le predazioni. Nei giorni scorsi i selvatici hanno fatto razzia nelle malghe dei 7 comuni, mentre ora le segnalazioni arrivano da chi si occupa della fauna selvatica nel massiccio del Grappa. Secondo le informazioni raccolte nella zona di Ponte San Lorenzo, infatti, i branchi si sarebbero accaniti contro i caprioli, che in questo periodo stanno accudendo i piccoli e sono particolarmente vulnerabili. 2 femmine di capriolo sono state trovate sbranate assieme a un cucciolo, mentre un altro si è salvato per miracolo. Quest'ultimo, rimasto senza la mamma, continuava a piangere disperato in un pascolo ed è stato recuperato e portato in un centro specializzato per la cura della fauna selvatica. Una delle femmine divorate dai lupi era gravida e portava in grembo 2 piccoli. Gli esperti della zona sottolineano che a questo ritmo i caprioli spariranno dal Grappa, esattamente come è accaduto ai mufloni di Rubbio sull'altopiano. Un impoverimento della fauna selvatica braccata ogni giorno dai lupi, che poi torneranno, suggeriscono gli addetti ai lavori, a dedicarsi al bestiame. Vacche, pecore, asini, cavalli degli allevatori della zona sono a rischio e le ultime predazioni lo confermano, tanto che c'è chi ha intenzione di chiudere la malga anzitempo per tornarsene a casa. Al momento le risposte che arrivano al territorio dalle istituzioni non convincono allevatori e agricoltori e neppure le associazioni venatorie. E il rischio è che si profili un'altra estate senza soluzioni per un problema che preoccupa cittadini e amministratori locali. Ancora qualche istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta c'è ancora molta cronaca. Rieccoci in diretta all'ultima parte della nostra prima edizione. Abbiamo parlato prima nel collegamento con Lucio Zanato, la cena degli ultimi, il pranzo, scusate, degli ultimi e degli emarginati. C'erano anche ovviamente molti migranti in quella situazione. A Trieste, apriamo uno sguardo verso nord-est, a Trieste c'è stato un caso che per mesi ha sollevato l'attenzione, quello dei migranti che dormivano all'interno del silos in città. Ieri c'è stato lo sgombero.
Il silos è stato sgomberato, la struttura di via Flavio Gioia è vuota e sono già iniziati i lavori per alzare la rete metallica al fine di impedire d'ora in poi qualsiasi accesso. Di fatto si chiude un'epoca. Tutti si augurano che questa triste e lunga pagina di cronaca triestina rimanga solamente un ricordo. Le operazioni che hanno dato seguito all'ordinanza firmata dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sono iniziate alle 8 di questa mattina e si sono concluse in poche ore. Nessuna resistenza dei migranti, nessuna tensione. Sul posto la polizia con il reparto celere di Padova, la Polfer, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Protezione Civile e il personale di Coop Alleanza 3.0, proprietaria del Silos. Dietro l'edificio i gazebo allestiti dalla Questura e Asugi per i controlli di identificazione e sanitari. Presenti anche gli operatori di varie associazioni, Linea d'Ombra, ICS, Caritas. C'erano anche gli interpreti per aiutare con la comunicazione. A tutti i migranti presenti questa mattina dentro la fatiscente struttura sono stati consegnati anche cibo e acqua. Sono 18 i migranti irregolari che erano presenti nel Silos, che in tutto ospitava circa un centinaio di persone. Sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione in questura, faranno richiesta di asilo. Gli altri migranti sono risultati in regola, gli è stato consegnato un braccialetto identificativo e hanno potuto accedere ai controlli sanitari. Tutte le persone sono risultate in buone condizioni di salute. Organizzato subito il trasporto tramite pullman e furgoni verso altri siti di accoglienza, come il campo scout di Prosecco e altre destinazioni in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ma si deve mettere in moto subito anche la macchina dei trasferimenti per portare alcuni di questi migranti in altre regioni d'Italia. La polizia locale, già dal primo mattino, aveva provveduto alla chiusura della via di accesso al Silos per permettere che tutte le operazioni avvenissero senza intoppi. Restiamo sul tema migranti. Dopo l'ultimo naufragio di migranti morti dispersi in mare in Calabria, il veneziano Beppe Caccia, attivista della nave Mare Ionio, fornisce dei dati che documentano una tragedia dalle proporzioni spaventose. Un dramma di morte senza fine dopo l'ultimo tragico naufragio in Calabria, dove sono stati recuperati corpi anche di bambini. Il veneziano Beppe Caccia, portavoce dell'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans e della nave umanitaria Mare Ionio, fornisce dei numeri che fanno riflettere. Dall'inizio di quest'anno la situazione umanitaria nel Mediterraneo centrale continua ad essere drammatica. Più di 750 persone hanno perso la vita dal 1 gennaio, secondo i dati ufficiali delle Nazioni Unite, ma di sicuro sono molte di più, perché tanti sono stati purtroppo i naufragi fantasma, ovvero quelle tragedie di cui neppure si riesce ad avere notizia. Quanto successo in Calabria poche ore fa aveva già avuto molti altri tragici presagi. Per esempio, racconta: soltanto grazie all'attività di osservazione aerea dei velivoli civili come Seabird e all'intervento delle navi umanitarie come la Ocean Viking e la Geo Barents in particolare, che hanno individuato e raccolto al largo delle coste della Libia i corpi di 12 persone in avanzato stato di decomposizione e li hanno sbarcati nei giorni scorsi in Italia nella speranza di dare loro una degna sepoltura. Torniamo alla notizia che ha aperto questa prima edizione, cioè l'autopsia che verrà effettuata lunedì sul corpo, la salma di Don Bassetto, Luigi Bassetto, sacerdote che per tanti anni è stato parroco a Santa Maria Maggiore a Treviso e che appunto risiedeva nel Bellunese. E, come sapete, c'è un infermiere indagato e il sospetto della procura è che sia stato iniettato al sacerdote una dose di morfina, iniezioni di morfina 10 volte superiori alla prescrizione religiosa, era degente per uno scompenso cardiaco. Ebbene, di fatto a segnalare questa situazione è stata la stessa ULSS 1 Dolomiti, che ha sospeso in via cautelativa, questa è la notizia, l'ultimo aggiornamento, ha sospeso in via cautelativa l'infermiere dell'ospedale di Feltre che avrebbe iniettato morfina in dose eccessiva al padre Luigi Bassetto, morto nei giorni scorsi. Lo ha riferito la stessa direzione sanitaria, che per questo aveva segnalato essa stessa il caso alla Procura della Repubblica, quindi è stato sospeso in via cautelativa l'infermiere sulla quale pesa questa accusa grave di aver iniettato morfina in dosi eccessive a padre Luigi Bassetto, morto appunto. L'autopsia verrà eseguita lunedì pomeriggio. Un'altra morte, prima di andare a Jesolo, un'altra morte che ha sconvolto tutti è quella di Vera Slepoi,
psicologa, sociologa, che tante volte è intervenuta anche nelle nostre trasmissioni. È una notizia improvvisa arrivata ieri che ha lasciato tutte senza parole. La nostra redazione di Padova l'aveva incontrata per l'ultima volta proprio lo scorso 8 giugno, fra le sue ultimissime interviste. I cittadini vivono un momento sociale molto complesso, che non è solo un problema legato all'economia. Noi puntiamo troppo e spesso al problema economico, che sicuramente ha la sua importanza, perché la qualità della vita si basa anche sull'economia, sui servizi che un paese riesce a fornire, ma nello stesso tempo c'è come una sorta di percezione che i problemi che toccano veramente le famiglie italiane o il singolo individuo non venga percepito, come ad esempio la situazione delle città, la qualità di vita delle città. La voce tranquilla, lo sguardo lucido, ci aveva accolto nella sua casa padovana Vera Slepoi per un'analisi delle ultime elezioni proposta durante la maratona elettorale dal direttore del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. L'analisi dei bisogni dei cittadini, lei era propria, non aveva mai temuto il confronto, spesso pungente. In questa occasione, ce lo aveva confessato, si era imposto a sobrietà. La sua voce libera è stata spenta all'improvviso, un malore se l'è portata via all'alba del primo giorno d'estate. Si trovava proprio a Padova. La corsa dei sanitari del 118 è stata vana. 70 anni compiuti lo scorso 3 maggio, Vera Slepoi era originaria di Portogruaro, nel Veneziano. A Padova si era laureata nel 1977 con una tesi sulla devianza e i meccanismi di controllo di una società attuale. Psicologa e psicoterapeuta, Vera Slepoi ha insegnato all'Università di Siena, è stata presidente della Federazione Italiana degli Psicologi. Numerose le sue pubblicazioni. Consigliere del Ministro delle Comunicazioni dal 2002 al 2006, a Padova era stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali della provincia dal 1999 al 2004. Disincantato lo sguardo sulla politica attuale, spiegato nella sua ultima intervista, che suona come un suo lascito. È interessante il concetto di qui e ora, cioè facciamo le cose che ci riguardano adesso in questo momento, però si sa molto bene che c'è i progetti, cioè organizzare e gestire un paese, quindi una comunità ampia che è uno Stato, vuol dire che tu devi avere una visione a lungo termine, mentre si lavora, come ha detto lei, sulla risoluzione momentanea del problema, cioè chiudo un buco, ne apro un altro, non mi propongo il programma, anche perché molto spesso nel passato sono stati scelte di governi che hanno vacillato, che non avevano una durata certa. Questa visione anche del tempo in cui rimane un soggetto in carica o più soggetti in carica richiederebbe una grande riflessione, però c'è la paura che poi ci si innamori del potere e che ci sia troppo potere nelle mani di un singolo, quindi mentre in realtà quel singolo il potere ce l'ha sicuramente già. Così Vera Slepoi, davvero l'ultima intervista televisiva. Fra poco ci collegheremo con Cristian Arboit, ve lo ricordo, questo treno nella zona di Scomigo a Conegliano che ha impattato contro un furgone questa mattina all'alba, un furgone abbandonato dai ladri, poteva davvero essere un incidente molto grave, fortunatamente illesi i passeggeri del treno che era appunto in movimento, mentre il furgone abbandonato dai ladri è finito su una scarpata. Fra poco ci ricollegheremo, queste sono le immagini dei carabinieri. Prima però andiamo a Jesolo. Allora, buongiorno Anna Maria, ti dico subito che abbiamo fatto vedere poco fa le immagini del nostro Tommaso Migot che è con te, che documentavano come già oggi di fatto c'era tantissima coda verso Jesolo, quindi a testimonianza del fatto che tante persone si stanno riversando sul litorale per questo weekend. Sei proprio in spiaggia, allora a te.
Sì, eccoci, effettivamente come hai accennato tu, quasi 2 ore di auto per arrivare qui a Jesolo partendo da Marghera. Ce l'abbiamo fatta, eccoci in spiaggia nella centralissima Jesolo, siamo a 2 passi da piazza Mazzini, di fronte a noi via Baffile con le immagini di Tommaso Migot, il mare è pulitissimo, c'è una leggera e fresca brezza, spiaggia, ombrelloni da tutto esaurito e così gli alberghi, insomma un weekend veramente da non perdere, considerato anche il bellissimo sole, la bellissima giornata di oggi senza l'umidità dei giorni scorsi. Con me Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Jesolo San Donà. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque si diceva un weekend da tutto esaurito, è così? Sì, diciamo che ieri sera, venerdì notte, probabilmente c'era ancora qualche camera, mentre questa notte sarà totalmente esaurito. Questo testimonia una volta in più che quando c'è bel tempo la località si riempie. Molto bene anche le prenotazioni per il futuro. Le nostre previsioni e il bench che abbiamo, che ci monitorizza tutti i giorni la situazione, dice che siamo leggermente superiori come prenotazioni ancora all'anno scorso, che è stato un record. Quindi tocchiamo ferro, che il tempo ci aiuti, perché quello è determinante. Esatto, perché fino adesso la stagione ha stentato a partire per via di questo tempo altalenante, con il sole a macchia di leopardo e le previsioni che non sempre ci hanno preso. No, però purtroppo dobbiamo dire che un aprile e un maggio così, i primi 10 giorni di giugno, ce li ricorderemo per un pezzo, perché veramente è un anno straordinario, in negativo naturalmente. Quindi tocchiamo ferro, avanti con coraggio e sempre con ottimismo, perché senza ottimismo non si fa turismo. Ecco, ha fatto anche la rima baciata Angelo Faloppa. Senta, per quanto riguarda invece le prenotazioni, chi è che ha prenotato per questo weekend? Sempre veneti o chi altro? No, non solo, diciamo che la nostra clientela italiana è prevalentemente lombarda e veneta e Alto Adige, queste sono le 3 regioni più importanti per noi, ma ci sono austriaci, tedeschi, svizzeri, quindi anche perché quando fa bel tempo anche gli austriaci guardano il meteo, in 2 ore sono a Jesolo, quindi per loro è facilissimo e quindi sono diventati quasi anche loro dei pendolari come i nostri. Lei diceva 2 ore di auto, io dico che i nostri clienti sono veramente stoici e affezionati, perché per fare 2 ore di coda non è semplice. Poi arrivano qui, mettono giù la macchina, non la toccano più per 1 settimana o 2 e si godono le nostre spiagge. Ecco, Faloppa, vediamo intanto sempre con le immagini di Tommaso Migot, la gente a passeggio, i ragazzi, le ragazze, le famiglie a passeggio lungo la battigia, tanti stanno tornando dal mare per andare a pranzare, considerata l'ora. Ombrelloni e concessioni balneari, questo è un altro tasto, sì. Esatto, per questa stagione estiva qui a Jesolo, insomma un tema scottante, con le buste che sono state aperte a febbraio, adesso a suon di carte bollate, petizioni e ricorsi contro. Avvocati per tutti quanti. Facciamo una sintesi, che cosa sta succedendo intanto qua a Jesolo, che è arrivato un po' tardi rispetto a Bibbione? Allora, è passato il caso Jesolo, ma se Bibbione 4-5 anni fa ha già fatto le gare e sono state approvate e accettate, Caule le sta facendo, Eraclea le ha già fatte, sono tutte approvate, Sottomarina una parte le ha già fatte, continuano a dire il caso Jesolo. Ecco, la interrompo un attimo, Faloppa, per fare una premessa dicendo ai telespettatori di cosa stiamo parlando. Concessioni balneari, dopo anni in cui l'Italia non ha preso provvedimenti rispetto alle richieste dell'Europa, quest'anno anche Jesolo si è dovuta adeguare, anche con una legge regionale
vecchia, insomma di diversi anni fa, del 2006 se non sbaglio, la 33, in cui si diceva, anche prima, in cui si diceva che insomma bisognava aprire dei nuovi bandi di gara per le concessioni degli stabilimenti balneari, in quanto, faccio una piccola sintesi, insomma non andava bene la normativa così come era stata recepita fino a poco tempo fa. E quindi cos'è successo? Sono cambiate un po' di norme per quanto riguarda appunto la questione delle spiagge con le concessioni, e adesso qui a Jesolo che cosa sta accadendo? Chi per 20 anni e più ha sempre avuto, anche 50 anni, ha sempre avuto la concessione della spiaggia, è convinto di avere che la spiaggia sia sua, che l'ombrellone sia suo. Non è vero. No, senza polemiche, diciamo i fatti. Non è vero. La Bolkestein dice che tutto il demanio quindi è di tutti, è suo, è mio, è di tutti quanti, quindi tutti ne dovremmo beneficiare. Per cui cos'è successo? Abbiamo fatto delle gare, 2 buste sono state aperte, quelli che hanno vinto naturalmente soddisfatti di aver vinto, e poi trovi chi ha perso, e io sono uno di quelli che ha perso, che naturalmente non sono soddisfatti. Però bisogna anche renderci conto che la stagione andava fatta, quindi le carte bollate e gli avvocati avrebbero potuto lavorare d'inverno, però in estate noi abbiamo bisogno degli ombrelloni. Ecco, quindi sono entrate nuove concessioni con nuovi gestori. Bene, adesso ci sono petizioni, ricorsi contro, però intanto la stagione fortunatamente ha riaperto alla grande. Cosa sta succedendo qui a Jesolo? Quindi adesso, secondo questa nuova normativa, quanti ombrelloni si possono posizionare? Questo è un problema. Chiunque vincesse doveva fare una griglia di 4 metri per 4, quindi 16 metri quadrati, e questo vuol dire portare via tanti ombrelloni. Poi le 2 file finali non c'erano, quindi anche là avevamo problemi. Adesso l'amministrazione comunale sta correndo ai ripari, perché è giusto dare risposte agli alberghi, perché ce l'hanno incluso nel prezzo, ma anche agli appartamenti e a tutti coloro che hanno una casa a Jesolo. Con le 2 file nuove poste alla fine della spiaggia e con la metratura che è prevista dal comune di 14 metri quadrati dovremo avere spazio a sufficienza per dare risposte a tutti. Quindi un attimo di pazienza. Poi quanti ombrelloni si potrebbero recuperare? Un centinaio circa? Almeno 200 sono già stati recuperati con le 2 file, e altri 100-150 potremo recuperarli, e con questo daremo risposte a tutti. Poi bisogna considerare che ci sarà un nuovo metodo di gestione, perché anche gli appartamenti, questa è sempre stata la diatriba di Jesolo, alcuni titolari dicevano, alcuni proprietari di appartamento avevano il loro ombrellone, poi magari venivano a Jesolo 15 giorni all'anno e tutto il resto del periodo rimaneva vuoto, e non è corretto. Quindi adesso ci sarà una app e uno dovrà prenotare il suo ombrellone sulla app per il periodo che effettivamente lo utilizzerà, e questo secondo me è qualcosa di assolutamente giusto e corretto. Anche i proprietari di appartamenti? Anche gli appartamenti, e questo perché? Perché tante volte ci vediamo anche i pendolari che vengono, ti chiedono l'ombrellone e tu gli dici non ce ne sono, e ti dico ma come mai? Quelli sono tutti chiusi, sono liberi. E con questo nuovo metodo riusciremo a dare risposte anche ai pendolari. D'accordo, ringraziamo Angelo Faloppa per le delucidazioni che ci ha fornito, presidente di Confcommercio Jesolo San Donà, e dalla bellissima Jesolo, qui in diretta con Tommaso Migotti. È tutto, la linea torna a te, Nicola. Grazie Anna Maria Parisi, insomma ha fatto un po' il focus, giustamente, ed era lecito, importante insomma fare un po' il punto della situazione, perché come avete sentito le problematiche ci sono, e non sono certo piccole per i gestori, e non soltanto, però il litorale è pieno, lo abbiamo raccontato. Adesso allora torniamo alla cronaca, siamo negli ultimi minuti della nostra prima edizione, ma tra le prime notizie che abbiamo dato c'è stata anche questa notizia, davvero lo sconcerto e la paura per questo furgone abbandonato sui binari dai ladri, e che è diventato un ostacolo sul quale ha impattato un treno con a bordo dei passeggeri. È sul posto il nostro Christian Arboit con Mattia Pizzaia. Buongiorno Christian.
Sì Nicola, buongiorno, io non ti sento ma Mattia Pizzaia che con me mi ha fatto il segno, quindi ti mostro il luogo di questo inquietante episodio. Perché inquietante? Perché si è sfiorata davvero la strage, siamo in grado di mostrarvelo, siamo tra i primi. Non è stato facile arrivare fin qui perché parliamo di una strada davvero secondaria, una strada tra i campi, tra l'altro una strada chiusa, una strada silvo-pastorale. Tra l'altro siamo in mezzo a diverse proprietà private. Vi do proprio il nome, siamo in via Calderara. Per intenderci, dall'altra parte sulla collina c'è la frazione di Scomigo, più o meno al chilometro 8 della ferrovia. È qui che questa mattina di fatto si è evitata la strage, o comunque si sono evitate delle conseguenze ben peggiori. Sicuramente hai già raccontato che cos'è successo, ma il furgone rubato con all'interno la refurtiva, quindi quelle 15 biciclette, ha terminato la sua corsa qui sostanzialmente, quindi su questo viottolo, su questa strada sterrata che probabilmente non aveva preso in considerazione questo, il ladro, i ladri, sicuramente l'autista, era chiusa, quindi di fatto non c'era nessun passaggio reale con la strada che vedete dall'altra parte. Grazie Mattia Pizzaia, fai attenzione perché sei salito sui calcinacci. Sostanzialmente il furgone con all'interno la refurtiva e i ladri è arrivato fin qui e ha di fatto divelto la staccionata in cemento e ha finito di fatto la sua corsa sui binari, impossibilitato a muoversi. Cos'è successo in quel frangente? Quindi siamo più o meno alle 6 del mattino. I ladri delinquenti hanno prelevato le bici, la refurtiva all'interno del furgone, erano 15 bici e si sono di fatto dileguati. C'era con ogni probabilità dall'altra parte un altro furgone che li stava attendendo. C'è stato lo scontro, quindi il regionale tra Belluno e Treviso si è scontrato con il furgone, a sua volta rubato in un'azienda di Nervesa della Battaglia alcuni giorni fa, e appunto dopo lo scontro il furgone è volato. Mi avvicino solo per un attimo alla scarpata, ovviamente non posso appunto avvicinarmi troppo ai binari della ferrovia. Comunque, per intenderci, siamo in questa zona, il furgone quindi è stato scaraventato giù per questo fosso, e all'interno del furgone sono state recuperate due biciclette su 15 asportate nottetempo, e poi ci andremo al Crazy Sport, che è un negozio di Vittorio Veneto. Quindi è veramente un episodio rocambolesco, ma per l'appunto, ripeto, inquietante, perché poteva avere conseguenze ben peggiori. Sul treno regionale erano presenti 40 persone, 40 passeggeri, tutti illesi. Fortunatamente nessuno si è fatto male. I ladri si sono chiaramente dileguati, ma insomma lo potete vedere, avevano sicuramente fatto male i loro conti, fatti malissimo i loro conti. Prima ho parlato con un residente qui della zona, siamo parecchio distanti dalle case, che ha sentito il colpo e ha sentito in particolare questa staccionata di cemento infrangersi, quindi la staccionata di cemento, e poi dopo un po' il colpo, il boato, quando c'è stata la collisione, questa collisione importante con il treno, che ha appunto provocato lo sbandamento del furgone, che poi appunto caduto, scivolato, precipitato lungo la scarpata. Quindi attimi veramente concitati. Questa volta si è messa a repentaglio l'incolumità pubblica per un furto, ripeto, avvenuto nottetempo in un negozio sportivo. Tra l'altro, vado a memoria, ma penso di non sbagliarmi, già recentemente visitato dai ladri. Parliamo di ladri comunque specializzati, sappiamo che non sono semplici ladri di biciclette, ormai i ladri di biciclette sono tra i più professionali e specialisti
per certi versi, visto anche quanto costano le biciclette e soprattutto le biciclette sportive. Quindi il furgone ha finito qui la sua corsa su questi binari, dall'altra parte c'era un altro furgone, anche loro probabilmente avevano fatto male i conti, che stava aspettando la refurtiva, un passaggio quindi veloce di biciclette e poi per l'appunto l'impatto su questa strada che è nota da tempo proprio perché è una strada per certi versi abbandonata, non c'è più nessun passaggio se non appunto diciamo così pedonale, anche se proibito, ecco, diciamocelo anche questo. Ovviamente sono intervenuti i carabinieri, sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, non c'è stato bisogno appunto del soccorso da parte del SUEM 118. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili appunto di questo furto, che hanno dimostrato per l'appunto una irruenza che per poco non ha provocato danni ben più seri. La circolazione è ritornata alla normalità, già nella tarda mattinata. Per il momento è tutto con Mattia Pizzaia. Adesso raggiungeremo i derubati, quindi andremo verso il Crazy Sport di Vittorio Veneto e faremo un passaggio, vediamo anche in quell'azienda di Nervesa della Battaglia, da dove è stato prelevato il furgone. Insomma, penso che queste immagini facciano ben comprendere il pericolo che si è scampato questa mattina alle 6:30 qui a Scomigo, quindi tra i territori di Conegliano, Vittorio Veneto e Colle Umberto. Per il momento è davvero tutto con Pizzaia. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Mattia Pizzaia. Questo è il tuo racconto, siamo quasi in chiusura, però vi ricordo un appuntamento che è terminato ieri dopo un'intera stagione e che ritorna a settembre, quello con i dialoghi sulla sostenibilità, sull'ambiente con Andrea Ferrazzi. Noi ci troveremo di nuovo in settembre. E in settembre cominceremo una nuova avventura accompagnati da straordinari personaggi come abbiamo fatto in quest'anno, innovativa, interessante, molto calata nel territorio per raccontare certamente i grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo, ma poi per calarli nel territorio, per raccontare come spesso dal territorio del Veneto, del Triveneto, nascono le migliori risposte. Le grandi sfide come quella del cambiamento climatico si vincono solo partendo dal territorio. Da appuntamento così alla prossima stagione Andrea Ferrazzi, ormai divenuto un punto di riferimento per tutti i nostri telespettatori, con la sua rubrica settimanale dedicata ai temi della sostenibilità, della transizione e dell'ambiente. La tempesta Vaia, lo scioglimento dei ghiacciai, il consumo di suolo e l'inquinamento da PFAS, la fotografia di un territorio, anzi di un pianeta, che chiede attenzione. Un quadro allarmante, certo, ma non ineludibile. Strumenti e consapevolezze infatti non mancano. Una pietra miliare, il nuovo articolo 9 della Costituzione, cui lo stesso Ferrazzi da parlamentare aveva contribuito a redigere. Questa modifica della Costituzione tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, no? Quindi l'ambiente è come l'habitat dove nasce la vita e bisogna aver cura dell'ambiente, perché in un ambiente malato l'uomo non può essere sano. 45 puntate in un anno per riflettere e agire, dal locale al globale, dalle comunità energetiche alle risoluzioni della COP28, dai costi in bolletta alle migrazioni. Tanti gli ospiti che hanno dialogato con Ferrazzi, gli ex ministri Marco Minniti e Enrico Giovannini, anche il presidente della CEI Zuppi, che attraverso i nostri schermi ha lanciato un messaggio potente. Come vogliamo viverci in questa casa? Credo che ancora abbiamo molto da scegliere, da capire, da vincere anche appunto il negazionismo, e da scegliere degli atteggiamenti, degli stili di vita, dei cambiamenti economici che possano permettere a questa casa comune di sopravvivere e di garantire a chi verrà dopo, che abiterà dopo noi la casa comune, di averci una casa e non un deserto. Così dunque, uno dei tanti ospiti, ero io in diretta, me lo ricordo, quel giorno con il Cardinal Zuppi, tanti ospiti dunque che si sono avvicendati nei venerdì dedicati proprio all'ambiente. La rubrica torna a settembre, pausa estiva. Noi ci fermiamo con la nostra prima edizione, vi ricordo che
Subito dopo di noi va in onda la puntata di Agricoltura per parlare anche di Cook Academy, poi alle 14.30 il momento del film, un classico, Sangue e Arena, con Tyrone Power e Rita Hayworth. Grazie per averci seguito, arrivederci.